C'era una volta, in una città chiamata Piacenza, un giovane di nome Folco, nato in una famiglia che veniva da terre lontane, dall'Irlanda. La sua famiglia si chiamava Scotti, ma non era una famiglia di persone importanti o ricche. Erano persone semplici, ma con un cuore grande. Folco crebbe in un mondo pieno di speranza, in una terra dove la fede e la bontà erano come un vento che soffia dolcemente sui campi. Folco era un ragazzo pieno di curiosità. Amava studiare, amava imparare tutto quello che poteva su Dio e sulla vita. Così, quando aveva 20 anni, decise di entrare in una comunità di religiosi, dove avrebbe potuto dedicare la sua vita al servizio di Dio e del prossimo. Era un giovane vivace, con un cuore pieno di luce, e presto tutti si accorsero di quanto fosse speciale. Fu mandato a Parigi, in quella città lontana e luminosa dove i migliori studiosi si riunivano per parlare di Dio, dell'amore e della giustizia. Dopo aver studiato tanto e aver capito che la vera sapienza viene dal cuore e non solo dai libri, Folco tornò nella sua amata Piacenza. Qui divenne priore di una chiesa, poi arciprete e infine vescovo. Era un uomo buono che non cercava il potere, ma soltanto la pace. Le persone che lo conoscevano parlavano di lui con affetto. Dicevano che aveva una voce dolce e uno sguardo che faceva sentire tutti a casa, anche quelli che si sentivano persi o soli. Ma il destino aveva in serbo qualcosa di più grande per lui. La città di Pavia, una città antica e nobile, aveva bisogno di un nuovo vescovo. Pavia e Piacenza, però, non erano solo città vicine. Erano città divise da vecchi rancori, città che per anni si erano guardate con sospetto. Ma Folco, con il suo cuore puro, non conosceva la paura. Decise di accettare la chiamata. Quando arrivò a Pavia, trovò una città divisa. C'erano persone che si combattevano, fazioni che non riuscivano a trovare pace. Ma Folco sapeva che la vera forza non sta nelle armi o nelle parole dure, ma nel perdono. E così cominciò a parlare di pace, non solo con le parole, ma con i gesti. Visitava i poveri, confortava i malati e abbracciava chiunque incontrasse, come un padre affettuoso che accoglie i figli dispersi. La sua opera di pace non si fermò qui. Un giorno si trovò di fronte all'antico odio tra Pavia e Piacenza, due città che avevano tanto in comune, ma che si erano allontanate nel tempo. Folco sapeva che doveva fare qualcosa e così iniziò a parlare ai cittadini di entrambe le città, chiedendo loro di ricordare che erano fratelli, tutti figli dello stesso Dio. Non fu facile. Ci furono giorni in cui sembrava che il suo sforzo fosse inutile, che il rancore fosse più forte dell'amore. Ma Folco non si arrese. E alla fine il suo cuore grande vinse. Le persone cominciarono a guardarsi negli occhi e a riconoscere il valore della pace. Piacenza e Pavia, grazie a Folco, trovarono finalmente un modo per vivere insieme, non più come nemici, ma come vicini. Folco non visse a lungo dopo aver visto realizzato il suo sogno di pace. Morì mentre ancora lavorava per il bene del suo popolo, lasciando dietro di sé un esempio di umiltà e amore. Le persone di Pavia e Piacenza ricordano ancora il suo nome e parlano di lui come di un uomo che, con dolcezza e coraggio, riuscì a portare la luce dove prima c'era buio.
San Folco, con il suo cuore semplice e pieno di amore, continua a ispirare chiunque cerchi di costruire la pace, ricordando a tutti che anche il più piccolo gesto di bontà può cambiare il mondo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.